Noi in questo campo abbiamo fatto, parlo adesso con la proprietaria Dossi Chiara, abbiamo, abbiamo iniziato con 3 quintali, se non vado errato, di Organ Top, ok? Concime organico, dopodiché dopo in seguito alla semina, quando al momento dell'accestimento abbiamo impiegato 200 kg di solfato ammonico, poi abbiamo fatto i trattamenti erbicidi con Serrate, Mantagol e Penta 5 Ala per procedere poi con 200 kg di Azo Super Trio TS. In foglia bandiera abbiamo utilizzato invece le Latus Era e ancora il Penta 5 Ala con Evuret, e abbiamo anche aggiunto 20 kg più o meno di Azo MGS. Super Trio. Azo Super Trio MGS, sì. Dopodiché per ultimo abbiamo fatto la concimazione con Utec 150 kg per poi fare il fungicida strale in spigatura. Grazie mille. Io mi dico che si è preparata tutta la settimana, perché ha detto perfettamente quello che è stato fatto. Mi risulta anche che sia stato fatto in alcuni campi, abbiamo fatto anche Axia Luan come diserbo, oltre che uno stupendo campo di grano Pilier, che fa parte della filiera, come dicevo, Carta del Mulino. Fin dall'inizio Chiara è stata sempre attirata dalla filiera Barilla, c'è poco, effettivamente bisogna... È una pioniera, sì. Bisogna riconoscerlo, lei ha sempre creduto nella filiera Barilla, in quanto è una filiera che ci porta anche a un discorso di sostenibilità, innovazione, e quindi dove sono i fiori a proposito? Dove li hai messi? I fiori sono in un'altra parte della E quindi molto probabilmente li vedremo, forse non riusciremo neanche, perché l'azienda non è tutta qui, è un po' larga. Io adesso darei la parola al il responsabile nazionale di Florimond Desprez Azzi, in modo che ci dia alcune delucidazioni tecniche per quanto concerne il Pilier, che questo tra l'altro è un Pilier che è la fine del mondo. Anche in questo caso secondo me la produzione è super, qui avremo una produzione super. Prego Azzi. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio anch'io l'azienda Dossi per ospitarci nella giornata odierna, e ringrazio anche Produttori Sementi Polesani per concederci la possibilità poi di far conoscere i nostri prodotti sul mercato italiano. Come sapete, noi siamo un'azienda francese che costituiamo nuove varietà, ma cerchiamo di dare dei prodotti che vengano testati in Italia, in modo tale di avere dei prodotti che siano il più autoctoni possibili. Quindi Pilier è frutto proprio degli ultimi anni di ricerca che si concludono in Italia, 3 anni prima che le varietà diventino commerciali. Qua abbiamo come esempio appunto Pilier, un panificabile mutico, con elevato potenziale produttivo e una buona tolleranza alle malattie. Questo ci consente appunto di poter anche accedere a dei programmi anche di sostenibilità ambientale, perché comunque avere oggi dei materiali sani ci consente di avere anche un basso impatto ambientale. E la cosa interessante di Pilier è che ha delle caratteristiche molitorie eccezionali, e che quindi la filiera ha deciso appunto di sposare, diciamo, di suggerire la coltivazione di questa varietà, perché ha delle ottime caratteristiche molitorie, stabili nel tempo, perché ormai la stessa azienda Dossi sono diversi anni che testa il prodotto con ottimi risultati. Quindi per noi poter dare delle varietà eccellenti in mano a persone competenti, professionali, che riescano a coltivare bene, supportati anche da un'assistenza tecnica importante e professionale altrettanto. Oggi abbiamo in campo anche una rappresentante francese della Florimond Desprez, Madame Delphine, oui, je dis bien? Delphine. Madame o Mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle Delphine, che ha voluto venire a vedere i nostri campi, ha voluto venire a vedere che tra l'altro questo è un prodotto suo, e io amerei che ci dicesse qualcosa di come vede la nostra campagna. Oui, j'ai passé 3 jours dans vos campagnes, dans les campagnes italiennes, à découvrir ces beaux blés, des belles productions saines et productives. Lei ha passato 3 giorni nella campagna italiana, dall'Emilia Romagna al Veneto, aggiungo io, anche se non l'ha detto, e
e ha visto dei bellissimi prodotti. Est-ce qu'ils sont plus ou moins comme quel français o les produits français c'est mieux? Ho chiesto se i prodotti francesi sono migliori. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. On va dire que pour vous faire plaisir, on va dire que c'est bien. En Italie, c'est mieux. Okay, Mais c'est pas. En tout cas, je suis très impressionnée, je l'ai dit à Max, par le niveau de potentiel cette année ici en Italie. C'est un très bon niveau, je trouve. Bien, mais la motivation, c'est que nous avons des propriétaires qui sont extraordinaires. Et ils doivent voir toujours ce produit dans ce camp. Et tu penses qu'en Italie, tu peux porter des nouveaux produits della Florimond des Prés? Pensi di portare nuovi prodotti d'un point de vue technologique en Italie? Oui, bien sûr. Le métier de sélectionneur, c'est avant tout d'associer les besoins des agriculteurs, mais aussi de la filière. Et c'est ce que nous recherchons. Et aujourd'hui, on sait que le marché de blé biscuitier est important, par exemple. Et c'est vrai que ces dernières années, nous avons développé des marqueurs moléculaires pour pouvoir détecter des blés soft, donc des blés dits biscuitiers, pour pouvoir renouveler la gamme variétale et adapter ces variétés aux différents terroirs. Nous avons beaucoup de plaisir d'avoir le contact avec Florimond des Prés, aussi parce que je pense qu'en Italie, l'Italie c'est un peu derrière la technologie française. Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, en France, chez Florimond des Prés, le but est de trouver des variétés effectivement adaptées au marché français, mais européen, dont l'Italie. Et pour nous, c'est très important de répondre à des terroirs différents. L'idéal est de trouver une variété qui puisse se cultiver sur un ensemble de territoires. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des territoires différents et c'est important de trouver des variétés adaptées à chaque région. Il suo gruppo, che è un gruppo, una multinazionale importantissima, oltre che produrre materiale per la Francia, sono molto attenti a produrre anche materiale per tutto il mondo, oserei dire, e quindi a maggior ragione per l'Italia, che per loro è un territorio importante. Merci beaucoup pour votre collaboration. Avec grand plaisir. Nous t'y attendons encore en Italie les prochaines années. Avec grand plaisir. Quand tu veux, tu peux venir.